Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Chiara, ma parliamo di un giallo thriller qua. Cioè, ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Io veramente, Chiara, Guarda, ma è una roba che non ci si crede, Chiara. Non ce lo meritiamo questa cosa qua. Proprio non ce la meritiamo, va bene? Una vita rovinata. Io mi domando, con che faccia guardo le altre persone adesso qui in paese? E lui lo sapeva che era incinta? No, non lo sapeva nessuno. Lo hai tenuto nascosto? No, mamma, non lo sapeva nessuno. Ero sola quella sera, ho fatto tutto da sola. Queste sono le parole, alcune parole di intercettazioni tra Chiara Petrolini, la 22enne di Traverseto, lo ricordate, a processo per doppio infanticidio, per aver cioè ucciso e seppellito nel giardino della sua villetta, della villetta di famiglia a Traversetolo vicino Parma, i suoi due neonati. E oggi appunto a processo, queste parole importantissime per capire tutto il contesto in cui è cresciuta e ha vissuto Chiara Petrolini. Ci stiamo chiedendo in questi giorni cosa ci sia nella mente di Chiara Petrolini e proprio per questo la Corte ha deciso di disporre una perizia psichiatrica super partes, non tanto per determinare la capacità di intendere e volere, che secondo me sicuramente c'è, ma non solo secondo me, ma proprio per comprendere che cosa ci sia stato nella sua mente. Oggi parliamo dunque di mamme assassine, perché la malvagità non ha fine e purtroppo ci sono anche le mamme malvagie. Microfoni aperti, mi raccomando, 02 92 94 7222 346 69 no scusate 6769 659. Ne parliamo con Gabriele Moroni, il giornalista inviato del Giorno, che sta seguendo anche da vicino la vicenda di Chiara Petrolini, e con Emanuele Dimitri, che invece è l'avvocato di parte civile di un'altra vicenda, quella di Alessia Pifferi, che proprio oggi è ricomparsa in aula nel processo d'appello, proprio per disporre anche qui una seconda, cioè una perizia psichiatrica super partes anche in questo caso. Lei è già stata condannata all'ergastolo in primo grado, ma siamo al secondo grado. Benvenuti a entrambi. Buongiorno Laura, buongiorno all'avvocato e buongiorno a chi ci ascolta. E buongiorno a tutti. Allora, prima di iniziare io vi voglio far sentire un contributo audio. È un po' lungo, ve lo dico, però è importante proprio per poi ripartire da tutto. A parlare è Barbara Fabroni, una psicologa forense, psicoterapeuta e criminologa, che su mia richiesta appunto ha chiesto, perché non poteva essere presente per motivi insomma di lavoro, ma ha voluto fare un po' una disamina di queste due facce della stessa malvagità, chiamiamole così, ecco, cioè Chiara Petrolini e Alessia Pifferi e Chiara Petrolini. Poi ricordiamo insieme ai nostri ospiti i fatti. Sentiamo Barbara Fabroni e poi su questo insomma ci ragioniamo su. Perché giungere a un epilogo così triste? Al processo, e il tutto è stato concluso in una prima fase con la richiesta della perizia psichiatrica, una richiesta che viene fatta dall'avvocato della Petrolini, perché così almeno, dice l'avvocato Tria, riusciremo a capire chi sia davvero Chiara e che cosa sia accaduto nella sua mente. Beh, di certo anche Chiara è una giovane donna, perché al momento dei fatti aveva 21 anni, quindi giovanissima, con questa ambivalenza tra il suo essere nel mondo, nel sociale, in relazione con l'altro, e poi questa parte intima che l'ha portata a uccidere i suoi due bambini appena nati e seppellirli nel giardino di casa. E chiaramente, come dicevo, sicuramente una perizia psichiatrica non si nega a nessuno, anche perché questo davvero potrebbe farci comprendere che cosa si è mosso all'interno del suo mondo interiore e che cosa l'ha spinta a fare questo. Sebbene ritengo che anche lei sia molto capace di intendere, di volere, e soprattutto sia molto capace di prendere decisioni,
perché la decisione che lei ha preso poi di concludere la vita di questi bambini appena nati e di seppellirli nel giardino della sua casa e poi andare in vacanza, ci racconta chiaramente di un mondo molto particolare, ma soprattutto di una mancanza totale di empatia verso l'altro. E l'aspetto che ci fa comprendere quanto lo scollamento tra il dato reale e ciò che realmente poi è avvenuto attraverso la sua azione è il fatto che lei ha ripreso poi la sua vita subito dopo, nella piena tranquillità, uscendo con le amiche, con il fidanzato che, sebbene avesse passato un periodo di, diciamo così, di sospensione della relazione, comunque continuava a frequentarlo. Lei, nel momento in cui viene scoperto il primo corpicino, era in vacanza negli Stati Uniti e lo scopre il suo cane raspando nel giardino ed emerge questo piccolo corpicino. E da lì chiaramente si apre questa vicenda, una vicenda che, come dicevo, anche questa impone una grande riflessione, ma soprattutto per quanto l'animo umano ha delle declinazioni infinite a livello di un'atrocità che a volte è davvero impensabile. E quello che accade sicuramente in questa vicenda è che noi abbiamo tante domande alle quali ancora non abbiamo risposte, ma soprattutto la cosa che lascia attoniti, che lei nessuno si era accorto di questo, almeno così tutti sostengono, neanche il suo fidanzatino con cui a volte si lasciava e a volte si riprendevano, sebbene i 2 figli siano suoi. E quindi io immagino comunque e ben so che il corpo di una donna nel periodo della gravidanza si modifica, anche se tu riesci a contenere comunque la tua visione corporea al mondo, ma qualcosa accade nel tuo addome, perché quell'addome dovrebbe accogliere, anzi accoglie una nuova vita. Ed è drammatico quello che è successo, perché chiaramente tutto questo ci fa comprendere che di là da quello che può essere anche un'organizzazione di personalità disturbata, però sostanzialmente alla base di entrambe le figure ritengo ci sia un profondo senso di malvagità e di cattiveria, perché oggi noi spesso tendiamo a giustificare il tutto appellandoci alla psicologia, alla psichiatria, quindi a dare una spiegazione all'accaduto in chiave psicologica, come se con la psicologia e con la psichiatria si risolvesse l'atto efferato che viene fatto e l'atto impensabile che a volte viene commesso. Beh, io credo che sicuramente ci sono delle persone che hanno dei disturbi, un'organizzazione di personalità molto importante. Sicuramente in queste 2 figure di madri assassine troveremo una spiegazione alla loro organizzazione di personalità e avremo sicuramente delle linee che ci faranno comprendere qual è, diciamo così, il loro essere nel mondo. Però va da sé che all'interno di tutto questo c'è una totale mancanza di empatia, ma soprattutto c'è una malvagità e la malvagità va al di là di quello che può essere un'organizzazione di personalità, perché la cattiveria esiste e le persone molte volte la cattiveria la esercitano, ma soprattutto in Chiara Petrolini c'è proprio la negazione di questa possibilità di vita. Se non altro una chance, una piccola chance a Diana è stata data, poi purtroppo una chance travolta da quello che è stato l'epilogo triste, ma tutto questo e questi 2 casi, queste 2 vicende così drammatiche, così forti, così coinvolgenti, ci fanno comprendere che spesso noi siamo davvero uno, nessuno e 100.000 e all'interno di quello che è il nostro modo di essere nel mondo possiamo raccontare e raccontarci ciò che vogliamo raccontare e soprattutto narrare all'altro, perché quello che è il nostro mondo interiore, la nostra parte intima resta molte volte congelata all'interno della nostra interiorità. Io dico sempre che ogni persona ha una parte pubblica, una parte intima, ma soprattutto ha una parte segreta. Ecco, forse è in quella parte segreta di queste 2 figure di donne dove noi troveremo forse quella risposta a così tanto
dolore, così tanta atrocità, ma una risposta che sicuramente non ripara il delitto commesso. Forse serve a noi per avere una spiegazione, per razionalizzare ciò che è accaduto, ma quello che è accaduto comunque impone una riflessione che va oltre all'accadere stesso, perché purtroppo dovremmo arrivare prima, perché io non credo che nessuno si fosse accorto, né per Alessia Pifferi né per Chiara Petrolini, che nessuno. Ecco, abbiamo un attimo sospeso in questo punto perché è proprio un punto cruciale che secondo me accomuna le due storie. Allora, chiedo prima all'avvocato De Mitri, intanto visto che è più recente la cosa, come è andata oggi, cosa è successo oggi e insomma come si pone, lui è l'avvocato di parte civile, la famiglia di Alessia. Sì, allora, oggi è andata che c'è stata la Corte d'Assise d'Appello ha semplicemente disposto un rinvio dell'udienza perché i periti incaricati della perizia in secondo grado hanno chiesto una proroga per il deposito della perizia. Quindi avendo richiesto una proroga, i giudici hanno dovuto necessariamente fissare una nuova data, che è quella del 24 settembre, dove appunto ci sarà, dopo il deposito della perizia, ci sarà l'esame dei periti e dei consulenti di parte. La posizione della famiglia credo che ormai sia nota a tutti, perché dall'inizio di questo processo che portiamo avanti sempre la nostra linea è quella, ci aspettiamo soltanto che questa nuova perizia non faccia altro che confermare quanto già detto nella perizia di primo grado, con tutti i limiti di questa persona qui. Comunque abbiamo trovato davanti una persona Lucida, totalmente capace, lucida e soprattutto in grado di scegliere quale strada e come proseguire la propria vita, purtroppo a discapito della piccola Diana. anche se faccio un'altra domanda, poi arrivo da te Gabriele. Questa cosa un po' che accomuna le due storie, cioè il fatto che Sì. nessuno si fosse accorto. Allora, nel caso di Chiara Petrolini nessuno si era accorto obiettivamente che era incinta. Ve l'assicuro, io sono andata in giro, ho parlato con chiunque, persino con la parrucchiera che l'aveva vista il giorno prima, e davvero aveva infinocchiato tutti. Nel caso di Alessia, di che cosa non si sarebbero accorti? Molti dicono, no, c'è questa polemica animata ovviamente dalla difesa della Pifferi, cioè che la famiglia avrebbe dovuto accorgersi che insomma questa ragazza non poteva stare da sola con una bambina, però di fatto noi sappiamo che non era affidata ai servizi sociali in nulla. Quindi come è andata? Perché quando lei è nata, ricordiamo, Diana è nata nel bagno di casa del compagno di allora di Alessia, e che poi è stata portata in ospedale. In quel caso, cioè, ecco, non doveva essere attivato un sistema un po' sociale per dare una mano a questa madre? Però, sai Laura, ne abbiamo parlato anche Sì. in aula in questa cosa qui, no? Un po' nessuno si è mai spiegato come mai lo stesso ospedale che vede una mamma sostanzialmente da sola, no? Che arriva in ospedale e dice di aver partorito in casa una bambina, come mai i sanitari, che sono le persone più adatte, no? Non hanno in nessun modo attivato una qualsiasi procedura attivabile per tutelare questa bambina. Un po', dobbiamo dire anche questo, un po' c'era anche il carattere delle Pifferi, no? Che di fronte alle richieste di aiuto, alle richieste di bisogno, ha sempre detto che lei da sola poteva andare avanti, che ce la faceva, che non aveva bisogno di nessuno e che al massimo ci sarebbe stato il signor D'Ambrosio che avrebbe badato alla bambina. Quindi sicuramente non è soltanto colpa di Alessia Pifferi, l'intervento, chiamiamolo assistenziale, non c'è stato, ma i motivi non li conosciamo, ecco. Questo sicuramente. Certo, beh, poi comunque ricordo che sul posto però arrivò anche la mamma, quindi la mamma di Alessia, cioè a un certo punto non è che la mamma sia proprio sempre stata assente nella sua vita. No, ma questo ovviamente non è vero. È stato un argomento utilizzato per cercare di distogliere un po' l'attenzione su quello che era successo, ma non è assolutamente vero. Anche se distante, la mamma l'ha sempre aiutata, no? Anche economicamente. Anche economicamente.
Gabriele, invece tu l'altro giorno eri a Parma appunto l'inizio, per la prima udienza del processo a Chiara Petrolini. Innanzitutto ti chiedo così a pelle come ti è sembrata Chiara? Beh, tutti gli occhi, Laura, come puoi ben capire, erano per lei. Questa ragazza non l'aspetto assolutamente normale, capelli lisci su cui il padre ha depositato una rapida carezza in una pausa dell'udienza, vestita come si può vestire una ragazza di 22 anni, un accenno di sorriso ma proprio un accenno, un'ombra, e ogni tanto ne passava sul viso, per esempio quando ho sentito disporre la perizia psichiatrica. Difficile immaginare quella che è la verità, cioè la crudeltà, la cattiveria, la fredda lucidità con cui ha agito questa giovane donna. Tu hai detto giustamente, l'ha ribadito anche la dottoressa Fabroni, la cattiveria esiste, certo, ed è ancora più terribile e accettabile la cattiveria lucida. Questi bambini, come alla bimba di Alessi, è stato negato il diritto più elementare, cioè il diritto di nascere per i figli da Petrolini, il diritto di crescere per tutti e tre questi sventurati bambini, il diritto di essere amati, anzi il diritto di crescere nell'amore, che il primo amore è quello dei genitori. Lo dico senza retorica, ma tutti abbiamo avuto, credo, dei bambini, poi diventati ragazzi in casa. E quando penso, per esempio, alla freddezza con cui Chiara Petrolini, ecco, faccio un esempio solo, su Laura che hai seguito sul campo come me questa assurda vicenda, potrei citare anche altri episodi, ecco, ne cito uno solo, la freddezza delle ricerche sul web, secondo video, come si può nascondere una gravidanza, come si può accelerarla, come si può abortire. Piante che provocano l'aborto, cioè qualsiasi cosa che potesse provocare l'aborto. Sì. Poi ecco, vedo in queste due vicende diverse perché diverso è il contesto sociale delle due protagoniste, diversa è la caratura, passami il termine, culturale delle due protagoniste, però vedo una matrice comune, cioè il silenzio, cioè si è arrivati all'epilogo di queste tre tragedie nel silenzio. È quello che ci chiediamo un po' tutti, ma dove era la cerchia relazionale, familiare, parentale delle due protagoniste di queste storie? Il silenzio che ha accompagnato queste due storie fino al loro terrificante epilogo. Diciamo, sì, il silenzio però, allora in Alessia Pifferi, Emanuele, è stata proprio anche, diciamo, accertata la lessitimia, che no, è proprio questa incapacità di comprendere anche proprio cosa si sta provando, o di descrivere il proprio sentimento. Una mancanza di sentimenti. Sì, è anche una mancanza di sentimenti, anche impossibilità di descriverlo. Ecco, lei, Alessia, però io credo che ci avesse un po' provato, no? Cioè io ho quest'idea che lei, siccome l'aveva fatto altre volte, quella volta l'ha messo in conto, ci ha provato. Qual è stata la svolta investigativa per cui perché poi dobbiamo parlare anche di questo, cioè Alessia è stata sempre in carcere dal primo giorno, la Petrolini no. Qual è stata la svolta investigativa che ha portato gli investigatori appunto ad essere determinati sull'ipotesi dell'omicidio volontario e non eventualmente dell'abbandono di minore, altro reato che poteva essere anche contestato, o dell'omicidio preterintenzionale? Una delle svolte
è stata una chat su WhatsApp nella quale Alessia Piffe il 14 luglio, cioè il giorno in cui va a lascia Diana, va all'F, il 14 luglio prenota il noleggio con conducente per andare all'F e nella chat successiva comunica allo stesso conducente che ha bisogno di tornare a Milano, quindi prenota il ritorno per il 20 luglio. Quindi non è assolutamente vero che, come lei ha detto, che sarebbe voluta restare qualche giorno dal signor D'Ambrosio per poi tornare a Milano. Non è vero che non c'aveva i soldi per tornare perché aveva già prenotato, così come non è vero che non è andata il lunedì a trovare Diana perché aveva paura del D'Ambrosio. L'unica verità oggettiva è che il 14 luglio lei aveva già prenotato il ritorno per il 20 luglio e quindi in quel momento lì si era determinata per rimanere una settimana all'estero, indipendentemente da quello che sarebbe successo alla bambina. Ma come poteva pensare che la bambina da sola con un teuccio, come ha detto lei, un teuccio solamente senza cambiarsi aggiungiamo col caldo? Che è vero che ci ha provato altre volte ed era sempre andata bene, ma visto che aveva un'esperienza empirica la Pifferi, avrebbe dovuto pensare che le altre volte ci ha provato per 2 giorni. Appunto. Quindi aveva anche un risultato empirico, ci ha provato 2 giorni, è andata bene, ma questa volta lei ha prenotato, cioè si era già determinata nel rimanere 6 giorni all'F, quindi o ha pensato che come sono 2 giorni ne trascorrono altri 4 per arrivare a 6 e come ha resistito 2 giorni resisteva 6, cioè questo è l'unico ragionamento che ha fatto, cioè, perché non possiamo pensare a qualcosa di diverso. Però lei viene arrestata subito. Non per questa chat, cioè viene arrestata subito perché lei di fatto quando la interrogano la prima volta e le chiedono, lei aveva messo in conto che cosa sarebbe potuto accadere a sua figlia, lei dice la morte o la disidratazione. Sì, però quella risposta secondo me è stata arrestata anche perché in quel momento, quando c'è la richiesta di arresto, c'era anche il discorso, se ti ricordi bene, che non erano ancora note le analisi tossicologiche e quindi c'era il dubbio che la bambina fosse stata anche avvelenata. Quindi poi dopo è rimasta in carcere, bene, però in quel momento lì c'era ancora questo aspetto da valutare. Gabriele, tu questa storia immagino l'hai seguita anche tu ovviamente, secondo te tu che idea ti sei fatta del fatto invece che la Petrolini poi invece è sempre stata, adesso ai domiciliari, ma è sempre stata libera e poi ai domiciliari? Sì, i domiciliari adesso un po' pesantiti, ristretti, così possiamo dire, dall'obbligo del braccialetto elettronico, obbligo comunque, contro il quale la difesa può in ogni caso ricorrere in Cassazione. Ma sai Laura, fin dall'inizio di questa vicenda, lo sai bene, si è instaurata fra la procura e l'ufficio del giudice delle indagini preliminari una dialettica serrata, non sulla valutazione dei reati, anche se si è discusso sull'occultamento di denaro piuttosto che la soppressione. Però i 2 uffici non si sono accapigliati, se mi passi il termine, sui reati in sé, ma le valutazioni sono state contrastanti sulla necessità o meno che la Petrolini finisse in cella, necessità sostenuta assolutamente dalla Procura della Repubblica, poi è entrato in riesame, è entrata la Cassazione, insomma, ti basti dire che il riesame ha definito la Petrolini caratterizzata da estrema lucidità, inusitata freddezza esecutiva, mancanza di qualunque ripensamento e sfrontatezza, e l'esame ha messo anche in dubbio la capacità dei genitori di controllarla, visto che infatti erano avvenute fino a prova contraria fra le mura domestiche. Non solo, faccio ancora una citazione dal riesame, la Petrolini è dotata di una inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime, eccezionali capacità di nascondimento dei propri spazi, sia di
mistificazione sia di dissimulazione, e infine mancanza di partecipazione e di compassione. Poi giustamente ci chiediamo ma perché non è finita. Allora ne parliamo dopo la pausa di 1 minuto, così chiediamo anche una valutazione legale all'avvocato. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Quest'isola era il laboratorio di ricerca del Jurassic Park originale. Siamo venuti in un posto che non è per noi. Che diavolo sono quelli? Spinosauri. Difendono il territorio, inseguono, cacciano. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. I peggiori dei peggiori li hanno lasciati qui. Jurassic World, la rinascita, dal 2 luglio al cinema. 4 diversissime sorelle. Ciao amici follower di Tutto il più bello con Tessa. Un simpatico pinguino. Mi è sembrato di vedere uno dei 3 pinguini ballare così. Un'avventura straordinaria. Vogliono spedire Paul all'estero. Dobbiamo portarlo subito al sicuro. Paul, un pinguino da salvare, dal 10 luglio solo al cinema. Superman, l'essere più potente sul pianeta Terra. Ti distruggerò. Buona fortuna! Krypton! Hai portato quel cane, perché? Superman, dal 9 luglio al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci rientrati, stiamo parlando di mamme assassine, in particolare delle storie tornate ovviamente di attualità in questi giorni di Alessia Pifferi e di Chiara Petrolini. Ricordo velocemente i fatti, quindi nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2024 questa giovane studentessa di scienza della formazione, peraltro di Traversetolo, partorisce un neonato da sola nella tavernetta della villetta di famiglia, e nessuno si accorge di nulla l'intercettazione che avete ascoltato all'inizio. I suoi assolutamente sono ignari. Il padre il giorno dopo in effetti partorisce un neonato e poi lo seppellisce, in pratica soffoca e poi lo seppellisce, così è stato detto almeno, e poi lo seppellisce nel giardino. Il giorno dopo tranquillamente lei
fa tutte le sue cose e dopo 2 giorni partono per le vacanze negli Stati Uniti. Il padre vede un po' di sangue nel bagno, chiede, lei dice che aveva un ciclo abbondante. Ve la faccio insomma breve. Il 19 agosto si scopre tutto perché il cane diciamo di famiglia va in giardino con la nonna e viene attirato probabilmente da odore, da qualcosa. Scava e trova questo neonato, quindi subito vengono chiamati i carabinieri, i RIS, eccetera, eccetera, e poi vengono chiamati loro che rimangono negli States, torneranno quando dovevano tornare, cioè non tornano prima, forse perché loro non riescono a comprendere, lei ovviamente nega, cioè fa finta di non sapere niente. Sta di fatto che invece poi si scopre che questo neonato è suo figlio e che tra l'altro poi guardando meglio nel giardino se ne scopre un altro, questa volta però più insomma ridotto in scheletro, che sarebbe appunto risalente al 23 maggio più o meno del 2023, quindi l'anno prima. In pratica la Petrolini, secondo il giudice, poi è perfettamente a conoscenza del proprio stato di gravidanza ovviamente, e che aveva messo in atto una serie di comportamenti finalizzati ad occultare il prodotto del concepimento prima e sopprimere il neonato poi, così come dice appunto l'ordinanza. La Petrolini non è mai stata in carcere perché comunque alla fine non c'erano gli elementi, i 3, cioè il pericolo di fuga non c'era perché ormai tanto era tornata dall'America, il pericolo di reiterazione del reato diciamo non è stato ravvisato perché hanno detto beh ormai ne ha fatti 2, non ne avrebbe fatto un altro, anche perché ormai si era lasciata col fidanzato che ovviamente poi dopo ha saputo tutto, ignaro anche lui, Samuel, oggi costituito parte civile, e tantomeno il pericolo di inquinamento probatorio, pertanto ormai non si poteva ripetere diciamo quello che era successo. Questi sono i motivi poi alla fine giuridici per cui lei non è stata messa in carcere. Ovviamente l'opinione pubblica si è sollevata contro questa decisione. Avvocato Demitri, invece per Alessia Piferi c'è stato il carcere sin da subito. Sì. Dal punto di vista così in punto di diritto cosa ci può dire? Beh, sicuramente per quanto riguarda Chiara Petrolini ha preso tantissimo la situazione familiare, nel senso che comunque Chiara aveva una famiglia, un'abitazione, un qualcosa. Alessia Pifferi sostanzialmente era una donna da sola e quindi viveva in un modo abbastanza particolare da quello che si è saputo. Sì. Forse è stato quello, perché anche dal punto di vista di Alessia Pifferi reiterazione non poteva esserci, inquinamento probatorio tantomeno, è soltanto secondo me un problema di fuga, ma dove sarebbe andata? Proprio personale delle due persone, ecco, una ragazza di 20 anni che sta in casa con i genitori, di fronte a una persona di quasi 40 anni che vive da sola. Certo, dove avrebbe potuto fare gli arresti domiciliari? Sì, dove li faceva? Tra l'altro nella casa dove ha ucciso la figlia. Cioè, no, infatti. Questo, credo che sia stato questo un po' il motivo. Poi se tu mi chiedi, l'opinione pubblica è scandalizzata da un punto di vista morale, sostanzialmente una donna accusata di omicidio volontario di figli, probabilmente non... Per l'opinione pubblica dovrebbe essere solo in un certo luogo, però poi la valutazione tecnica è diversa, no? Senti, Alessia ha raccontato di essere stata più volte aggredita in carcere. Cosa ne pensate di queste sue esternazioni? Questo è quello che ha raccontato, però... È possibile questa cosa? Cioè succede in carcere, insomma succedono queste... Questa cosa succede in carcere, se sia stato possibile ad Alessia Pifferi non lo so, però sai comunque lei è entrata in carcere come una che ha ucciso la figlia in quel modo lì, quindi qualche reazione probabilmente ci sarà pure, cioè, è normale che ci sia qualche reazione, poi se è successo veramente non lo so. Adesso sappiamo che convive, nel senso anche dal punto di vista affettivo, con la concellina. Quindi. Ancora? Pensavo si fossero lasciati. No, le ultime notizie sono che c'è questa stabile unione tra non solo di cella ma anche di affetti. Quindi...
non c'ha più il rischio di essere aggredita, ecco. Ho capito. Gabriele, secondo te qual è la differenza più grande tra queste due storie, se c'è una differenza? Ma guarda, innanzitutto una piccola chiosa, abbiamo parlato prima di questa dialettica molto serrata fra procura e ufficio del giudice delle indagini preliminari, carcere sì, carcere no per la Petrolini. Uno dei motivi che emersero appunto in questa dialettica, motivi del diniego al carcere, fu che i genitori erano in grado di assolvere diciamo la custodia ecco, della figlia. Le differenze credo che siano proprio nella diversità delle due protagoniste, due donne diverse per estrazione sociale, per livello, passatemi il termine, culturale. Sì, però la mancanza di empatia è uguale, cioè io dico internamente. Quello sicuramente, mi sembrano non è uguali. umanamente pensabile che una donna lasci la sua bambina per 6 giorni e possa pensare che la bambina possa sopravvivere con il biberon che le ha lasciato. Questo non la solitudine vero presunta della Pifferi, questo vivere in condizioni che non sono certamente condizioni elevate, non sono assolutamente una giustificazione, una scusante ed eppure una motivazione. Queste sono comunque madri assassine. Sì. No, però Laura scusami, dimmi, prego, ci mancherebbe. Sì. No, solo perché sento la mancanza di empatia, no? Sì. Però precisiamo, almeno tengo io a precisare, che la mancanza di empatia è stata soltanto nei confronti della figlia. Perché poi nel resto del vivere l'empatia c'era. C'era, ovviamente era finalizzata a dei modi di vivere che possiamo criticare, possiamo non accettare, possiamo non ritenere condivisibili, per carità, però la mancanza di empatia che si avviste l'ha avuta soltanto nei confronti della figlia. No, adesso spieghiamo, ho capito a cosa si riferisce l'avvocato, si riferisce a questo bisogno quasi maniacale, insomma ossessivo di Alessia di avere un uomo al suo fianco che potesse badare a lei, cioè lei si era fatta un film, no, nella sua testa della famiglia felice dal Mulino Bianco con l'uomo che potesse mantenerla economicamente, ovviamente mantenere sua figlia, e quindi la sua vita era alla ricerca spasmodica di questo grande amore che poi magari non trovava perché lo viveva in modo abbastanza anche infantile. Per pagare, per fare queste sorprese pazzesche a quest'uomo e quindi vivere in un sogno che non era suo, in una vita che non era sua, non era possibile che fosse sua, addirittura si prostituiva, questo è stato confermato. Ecco, Laura, per questa però non è empatia. Ripeto, non era una totale assenza di empatia, è stata un'assenza di empatia nei confronti della figlia. Ma non lo so, guarda, non so se sono d'accordo su questa, ma mi sembra che anche Barbara Fabroni non sia d'accordo, perché secondo me non è empatia, cioè lei voleva bene a se stessa e ha il bisogno di se stessa di avere quest'uomo, ma non è che lo amava quest'uomo, secondo me. No? No, però l'empatia con gli altri uomini c'era. Ma dici? Bah, non lo so, non sono convinta. Gabriele, cosa ne pensi? Innanzitutto per la Petrolini vorrei solo una sottolineatura che la stessa consulenza psichiatrica disposta dalla procura, che ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere da parte della Petrolini, però sottolinea che questi tratti anaffettivi, che insomma detto dai consulenti, dai due consulenti dell'accusa, insomma, mi pare che abbia un peso notevole. Ma per quanto riguarda il dibattito, sicuramente molto delicato e molto interessante a cui stavi dando vita tu, Laura, con l'avvocato Dimitri,
Direi che avete toccato il nervo scoperto dell'inchiesta. Cioè, io mi chiedo, sapendo della vicenda Pifferi, solo ciò che ho letto, perché non ho vissuto, a differenza della vicenda Petrolini, sul campo della vicenda Pifferi, quindi so quello che ho letto, sto apprendendo molto, devo dire, su questa storia dalle vostre parole. Ecco, la domanda è proprio se dobbiamo considerare la Petrolini un personaggio non empatico in assoluto, o questa non empatia, questa anaffettività, chiamiamola come la si vuole, forse soltanto c'è una grande S nei confronti della sua bambina. Sentiamo un attimo cosa ha detto oggi Viviana Pifferi, la sorella di Alessia, a margine dell'udienza in cui si è appunto deciso poi per il 24 settembre la discussione delle consulenze delle perizie. Sentiamo un attimo e la vediamo anche per chi vede. Tra poco ci sarà l'anniversario della morte di Diana. Infatti l'ho detto prima, ricordatevi solo questo, questa bambina che stava morendo di fame e di sete, grazie a una persona che oggi è qua perché vuole farsi vedere. E ancora non si sa se Alessia sia capace di intendere o di volere. Io l'ho sempre detto, Alessia è capace di intendere e di volere, poi loro la pensano come vogliono, io la penso. Qualora fosse dichiarata la sua incapacità, voi come vi posizionate? Non ci crederei comunque. Come l'hai trovata oggi? Come sempre, truccata, ben vestita, anzi stavolta anche più altezzosa. Vi siete guardate, non so mai. Lei non guarda mai. Il suo comportamento secondo lei ha un significato? Che significato dovrebbe mai avere? Cioè, lei ha detto è altezzosa. Come interpreta l'aspetto di sua sorella oggi? Come sempre. È dalla prima udienza che viene col rossetto. Non ci vedo, oggi ragazzi non c'è proprio niente da dire, assolutamente niente da dire, salvo le date. Stop, fine dell'udienza. Farete qualche cosa per commemorare Diana e Gerardi per la sua morte? Io faccio sempre qualcosa per commemorare. Siamo in diretta, quindi voglio dire, non mi cambia niente se c'è stata l'udienza o no. Diana è nel nostro cuore, al contrario delle udienze, Diana è sempre con noi, la tragedia che c'è stata è sempre con noi, ci sta rovinando. Sì, Diana è sempre con noi. Viviana ha sempre raccontato, insomma, che lei ha mostrato più volte le fotografie di lei con la piccola Diana all'inizio, quando la sorella ogni tanto gliela faceva tenere, poi dopo la sorella si è chiusa completamente, hanno litigato perché hanno litigato? Perché Viviana l'ha messa davanti al fatto compiuto e le ha detto: a me non piace come vivi, che modo di vivere è, tutti questi uomini con la bambina di qua di là, se devi uscire dammi la bambina e tu esci la sera. Lei insomma ha scelto di stare da sola e quindi non gliel'ha fatta più vedere. Poi è successo quello che è successo, io c'ero anche al funerale e sinceramente è stato davvero straziante per la famiglia, per gli amici, per tutti quelli che conoscevano Diana. Quindi cosa vuol dire, Emanuele, altezzosa? Quindi Viviana dice altezzosa. È vero, io oggi l'ho trovata anche molto, molto curata, sempre molto curata anche oggi, anche se oggi ha scelto di rimanere nella gabbia, non è uscita fuori, non so perché. Però devo dirti, Laura, tu l'hai vista oggi in aula? Sì. Sì, non lo so, a noi oggi questo atteggiamento ha sorpreso, cioè un po', primo perché a differenza delle altre volte non ha chiesto di essere al banco, ma ha chiesto di essere, no, vabbè, questa è una scelta personale, ma anche come atteggiamento, diciamo, nell'espressione facciale, a parte poi il colore dei capelli, quelli sono dettagli che non contano, nell'espressione facciale è sembrata, non lo so, come altezzosa, forse un termine corretto, cioè è sembrata come se lei stesse sul piedistallo, che non si parlasse di lei in questo processo qua, che lei non fosse l'imputata ma fosse una spettatrice di qualcosa che riguarda altri. A noi ha dato questa impressione e dopo 3 anni è la prima volta che lei si comporta così, perché tu ti ricorderai anche il primo grado ha sempre avuto un atteggiamento abbastanza sommesso, un atteggiamento da imputata, mi viene a dire così. Oggi invece aveva un atteggiamento da diva, da superdonna. Tra l'altro l'unica cosa che poi hanno dichiarato loro che ha detto è stata quella della maglietta della figlia, ma
niente di più, insomma, questo è quello che è successo oggi. Abbiamo avuto un'impressione non positiva, non perché volessimo avere l'impressione positiva, però diversa dalle altre volte. Vedremo, perché adesso i periti e i consulenti l'hanno vista 4 volte e adesso devono redigere le... Adesso manca soltanto la redazione della perizia, poi vediamo se... Tu ci puoi... No, ovviamente la vostra consulente è la dottoressa Roberta Bruzzone, quindi più di così ovviamente non ci puoi... anticipare nulla. Sarà sicuramente interessante il dibattito in aula, no? Il 24 settembre sarà molto interessante il dibattito, soprattutto se poi almeno la perizia dovrà avere le conclusioni che noi auguriamo che abbia. Sarà molto interessante la discussione. C'è un altro fatto poi a margine che non dimentichiamo. Posso dire l'ultima cosa e poi cortesemente ti lascio, non ci sono altri elementi in questo processo, cioè se si supera questo elemento qui, il resto sono dati ormai chiari, no? Ovvio. Sì. No, va bene, ti ringraziamo e grazie, Laura. insomma, buon proseguimento per il 13, no scusate, mi sto confondendo, per il 20 luglio, 20 luglio ricorderemo tutti Diana. Anzi, se posso dire una cosa in più, se me lo consenti, sabato prossimo a San Giuliano sarà inaugurato un parco giochi con una panchina rosa dedicata a Diana. Che bello. Ecco, questa notizia qua l'ho appresa oggi e l'amministrazione comunale fa questo omaggio alla piccola Diana a 3 anni di distanza a San Giuliano, che è il comune dove sta dove sta Viviana, sì. Va bene, grazie Emanuele, alla prossima. Grazie a tutti, buonasera. Grazie. Invece Gabriele, tu come l'hai trovata fisicamente Chiara? Perché dicono che è un po' cambiata, ma probabilmente perché è più costretta, insomma, a stare ferma. Ma come accennavo prima, ho visto un atteggiamento molto dimesso, il viso senza trucco, un abbigliamento che non aveva niente di mistico, niente da protagonista. È difficile certamente immaginarla nelle vesti di una madre 2 volte assassina. Ho visto la vicinanza dei genitori, direi che il fotogramma del padre che in una pausa del processo, come ricordavo prima, si avvicina alla figlia seduta in prima fila accanto al suo difensore, l'avvocato Nicola Tria, che permettimi di dire la sta difendendo in maniera magistrale. Questa rapida carezza sui capelli della figlia è un fotogramma che credo per noi che l'abbiamo colto ce lo porteremo. Chi sono i periti nominati, i consulenti? I periti e i consulenti nominati. Non c'è ancora la nomina, è a settembre. I periti riceveranno l'incarico, i quesiti il 15 settembre e lo stesso giorno inizierà l'istruttoria dibattimentale con le testimonianze di un colonnello e di un maresciallo dei carabinieri che condussero le indagini. Certamente, Laura, qui concludo anch'io, la visione che ci seguirà e aggiungo ci perseguiterà è sempre quella di una mamma che una notte scava nel giardino di casa la tomba per i suoi 2 bambini. Veramente pazzesco. Ricordiamo anche che Samuel, il papà di questi bambini, a cui poi sono stati dati dei nomi sia da Samuel che da Chiara, e che sono stati, diciamo, seppelliti con una cerimonia, anche insomma una benedizione, si è costituito parte civile. E c'era anche lui, vero, ieri? Sì, c'era Samuel e c'era la mamma di Sonia. Samuel. Molto combattivi.
ovvio, insomma, anch'io penserei da mamma del ragazzo: perché non me l'hai detto, ti avrei aiutato, ma e il punto è che bisogna capire che lei proprio non li voleva questi bambini, cioè erano un ostacolo insormontabile per la sua vita, assolutamente. Questo è. Beh, certamente Questo è. non li voleva, le gravidanze, è banale dirlo, si possono anche evitare, ma continuiamo a pensare come la domanda è banale e ricorrente, ma tremenda nella sua banalità. Come le è riuscito di nascondere tutto per ben 2 volte, fino alla notte di quel parto notturno. Ma è pazzesco. Cioè sì, nessuno si capacita, però veramente così. Nessuno si capacita. Ricordo anche, visto che ci troviamo in conclusione di puntata, che oggi è stata anche rinviata a giudizio per sequestro di persona quella non mamma, quella donna, Rosa Vespa, che si finse madre, si finse puerpera in gravidanza con un bel cuscino, anche col marito, cioè si finse per 9 mesi e andò in un ospedale a Cosenza a rubare una bambina così di un'altra, per fortuna, diciamo per fortuna, grazie insomma alla sua imperizia, a una bella telecamera piazzata nella clinica e alla bravura della polizia, si arrivò subito a scoprirla, a riportare la bambina alla sua famiglia. Ebbene, per lei il 25 settembre inizia il processo. In quel caso, diciamo, c'è stata una maternità negata, ma criminale comunque, come quella di Chiara Petrolini, invece, che ha voluto negare lei, e come quella di Alessia Pifferi, che ha voluto far sparire lei. Ringrazio Gabriele e insomma ci risentiremo presto. Vi annuncio Grazie che Laura, adesso grazie a chi ci ha voluto seguire. vi annuncio che insomma c'è ancora qualche puntata per luglio, però prima di fermarci faremo una mega maratona Garlasco. Quindi ti prenoto già. È caduta purtroppo la linea con Gabriele Moroni. Va bene. Allora alla prossima. Avete ascoltato Giallo Radio Club. Stai ascoltando